dicevano: Teresina, sposati o sarai marchiata a vita. Ti chiameranno zitella. A me, sposati, Teresina, sposati. Ti chiameranno zitella, sarai marchiata a vita, sposati. Sposati, sposati. Però queste cose si fanno in due. Antonello mi vuole sposare. Dillo a tuo padre se mi sposa. Mi sposi? Perché no? Ti prego, sposami. In fondo siamo soli tutti e due. Poi ho fatto la mia scelta. Il pane. Quello lo so fare anche da sola. Modizzoso, cocoi, spianate, carasao, scivraju, rosette, subane l'arrescotto, il pane alla ricotta, appena sfornato, così soffice e fragrante, che piace tanto e stipioso, inzuppata nel caffè e latte, da cosa buona. E a chi mi compatisce, perché dice che ho visto scorrere tutta la mia vita, fuori dalle vetrine. Io gli rispondo: a 11 cesti vani, cesti vita. Non è forse così? Non è forse vero? Lì dove c'è il pane, lì c'è la vita. E io la vita in questo quartiere l'ho vista, l'ho sentita, l'ho respirata. Io l'ho gustata, passeggiando tra queste strade sbilenche, circondate da casette modeste, umide e un po' rattoppate. Ma non sia mai, sempre con le finestrelle fiorite e la gabbietta con gli uccellini appesa ai muri scalcinati. Il profumo del pane caldo di forno, fresco di grano, ti conduce di bottega in bottega, di voce in voce, lungo le vie di Pittanoa. Racconta storie di speranza, di chi coltivò qui il suo primo orto,
a ridosso delle mura, come i reietti, appena fuori dalla porta buona della città.